qua siamo con Mister Torrice, la gioia si vede tanta e la soddisfazione insomma si vede dal pubblico, dal seguito, voglio dire siamo a Colle di Fuori, non è proprio Roma e qua c'eravate venuti anche per i 32esimi di Coppa, Sì. è sembrato quasi un destino festeggiare qua. È bello perché abbiamo iniziato con loro la stagione agonistica e la finiamo con loro. È una squadra temibilissima, forte, perché loro erano partiti con grandi ambizioni, poi hanno avuto il problema interno e sono felicissimo intanto di aver visto mister Guazzoli tornare in panchina, perché a parte che è un onore per uno di una caratura così importante, poi ecco, quelle sono le partite poi vere, i campionati veri da vincere. Io guarda, ho i brividi solo averlo visto là, sono contento, insomma. Poi con la lotta con la punto appunto era venuto in trasmissione a gennaio, adesso ci tornerà da campione. Eh, non mi ci fa pensare, se penso dove siamo partiti, in 2 stagioni arriva così a vincere la diretta è da pelle d'oca. Sì, è stato tutto bellissimo, una lotta al cardiopalma perché comunque punto a punto, avanti noi, cioè è stata sofferta. Io comunque auguro alla Ladri di salire perché, lo dicevo prima a un tuo collega, è impensabile che due squadre fanno una 82 punti e una 81 non salga. In altri gironi con molto meno hanno vinto 5 giornate fa il girone, per cui tiferò a Ladri perché sono fiero di avere avversari così importanti.